Eccoci, benvenuti a tutti, grazie ancora. Siamo ancora qui in questo contesto per onorare il rientro a Cagliari di Sant'Efisio. Lo facciamo con una rappresentanza della coralità sarda e i canti della tradizione. L'incontro di questa sera, così come quelli degli anni trascorsi, rappresenta per i cori il senso di profondo riconoscimento e identificazione in un modello etnico-culturale immortalato nel tempo. La stessa vitalità dei repertori rappresenta occasione ed opportunità di confronto, formazione e crescita tesa al rinnovamento costante e continuo della storia musicale della Sardegna. Quindi un applauso già anticipato a tutti questi cori per la loro disponibilità e bravura. In tal senso la stessa città di Cagliari ha avuto nel corso dei decenni corali di rilievo, quali la Verdi, i canterini sardi, San Mauro e il famoso notissimo CUM, Centro Universitario Musicale. Di esse si è fatta carico in un'interessante pubblicazione dal titolo Cagliari in coro la scrittrice cagliaritana Maria Grazia Bazzella, che è qui presente al mio fianco e a cui voglio chiedere i principali motivi ispiratori del libro. Nello stesso tempo voglio al mio fianco l'artefice e il direttore artistico di tutto ciò che è stato fatto per il Sant'Efisio, Ottavio Niedu. Un grande applauso a Ottavio, il mio maestro. Grazie, buonasera. Non è vero che sono un artefice, ma sono solamente un appassionato servitore di questa grande macchina organizzativa dell'amministrazione comunale della nostra città, per la quale io ho un grande onore e privilegio, cioè quello di poter collaborare con gli uffici dell'assessorato del turismo. Un lavoro che è cominciato già nel mese di novembre, che abbiamo iniziato insieme all'onorevole Sorgia, che allora era in questo palazzo, adesso sarà in quello più avanti di via Roma del Consiglio regionale, e siamo molto felici, insomma, anche quest'anno di poter confermare questa formula che è molto piacevole, quella di incontrare i cori intanto in concerto e poi nell'accoglienza del Santo. Sono anche molto felice che Salvatore Bellisai ancora una volta abbia accettato di condurre questa serata. La sua esperienza è molto preziosa perché ha vissuto una vita tanto nell'amministrazione ma anche nel mondo delle attività corali, della polifonia, e quindi insomma conosce bene questo mondo, e anche quest'anno sono molto felice che abbia accettato di condurre questa serata, e quindi io l'applauso lo vorrei fare a lui. Grazie davvero. Naturalmente questo concerto noi abbiamo iniziato esattamente 5 minuti prima delle 18, proprio per iniziare puntuali con i canti alle 18, in modo tale che massimo alle ore 20 qui si concluda l'appuntamento per andare poi ad accogliere il Santo, perché dalle 20:30, 21, insomma dipende da Sant'Efisio quando uscirà da Giorgino. Noi insomma avremo modo di fare una lunga processione e i cori insomma gli daranno un saluto di benvenuto nelle varie postazioni, nelle 8 postazioni che partono dalla stazione fino alla chiesetta del Santo. Per cui grazie della vostra presenza, del vostro sostegno, grazie a tutti i cori. Quest'anno ci sono anche 2 nuovi arrivi, quello del coro di Cagliari e il coro Cantiera di Ruinas. Abbiamo confermato insomma i nostri amici Carrales, Terramea, coro Chellarios di Selargius, poi ancora Sarrodia di Sindai, ma anche Serpedì, insomma veramente tante corali, tante realtà del mondo della polifonia che ho dimenticato. Il coro di Serri, come no, certo, il coro di Serri, già 2 o 3 anni mi pare, insomma, che... Ecco, e a questo punto però, siccome stiamo parlando di coralità, abbiamo ancora qualche minuto prima di dare inizio al concerto, e come diceva il dottor Bellisai, avremo modo di sentire l'autrice di questo interessante volume. A me è piaciuto molto, io gli ho solo dato un'occhiata perché me lo ha dato qualche giorno fa, ma è molto interessante perché ha scavato in quella che è la storia recente ma importante della polifonia, della coralità cagliaritana, di questo modo insomma di emancipare
svilupparsi musicalmente insieme. Quindi questa è una cosa molto bella, un libro molto interessante, ma lei certamente, come ha detto il dottor Bildisai, ci darà dei contenuti ancora più approfonditi. Grazie e buona serata a tutti. Sì, io sono una ex corista del CUM e quindi ho sempre frequentato, fin da quando avevo 18 anni, l'ambiente corale di Cagliari. E quando sono andata in pensione, ormai ero anziana, ho voluto studiare ancora maggiormente l'attività corale dal punto di vista storico. Io ho preparato una tesi al conservatorio sul maestro Luigi Rascelle e sul coro I Canterini Sardi, e lì, tornando indietro nel tempo, sono riuscita a ricostruire la storia della prima corale di Cagliari, che è la Corale Verdi, nata nel 1904, che è la prima corale di tutta la Sardegna, perché a Sassari la prima corale nasce, la Corale Canepa, nel 1920, quindi a Cagliari nel 1904, e ho seguito questo percorso che dura circa 120 anni, che parte dalla Corale Verdi. Nel 1926 col fascismo viene trasformata per motivi politici nei Canterini Sardi, è diretta da Luigi Rascella, il quale compone delle musiche polifoniche ispirandosi alla tradizione popolare della Sardegna. E poi arriva la guerra, il maestro Melis, Gustavo Melis, che era il tenore solista ed era il cantante del maestro Rascella, prosegue la sua attività e fonda prima il coro della San Mauro e poi dirige il coro del CUM, Centro Universitario Musicale, e da lì sono nati tutti i cori di Cagliari e della Sardegna. Poi ogni paese e ogni città della Sardegna ha la sua storia, questo è chiaro. Questa è quella di Cagliari, ma è la base da cui io direi che è nato tutto. Ecco, ringrazio molto per l'invito e auguro a tutti una buona serata. Grazie signora, grazie. Bene. Alle 6 in punto ci siamo imposti di iniziare e iniziamo. Il primo coro che invito a prendere postazione è i Carrales di Cagliari. Prego. Intanto 2 note biografiche del coro. Nato nel 2010 per iniziativa di alcuni studenti universitari amanti della musica, si è consolidato nel corso degli anni mediante un'intensa attività di studio e concertistica. Il repertorio molto ampio spazia tra i canti della baronia e del Logudoro a quelli dell'ambito classico e più moderno, trasfuso anche in alcune originali registrazioni in esterno, quali quelle delle grotte su marmori di Ulassai, le dune di sabbia di Piscinas e diverse altre. Il maestro Giuseppe Altea, cofondatore e direttore del coro, ama definirlo come un grande organo in grado di toccare le corde del cuore. Lui è molto romantico, sviluppando il massimo delle sue potenzialità. Le circostanze in cui ciò avviene sono 2 fondamentalmente. Una, il concerto annuale che tiene in questo bellissimo contesto per festeggiare l'annualità della sua fondazione, e la partecipazione ormai consolidata a questa rassegna musicale in occasione appunto del rientro di Sant'Efisio. 2 i brani che ci presenta con la direzione del maestro Altea: Subolu e Sa Turulia, testo di Pietro Pala, e Savitri, testo in sardo di Soleandro, con armonizzazione per coro maschile di Giuseppe Altea. Coro Carrales di Cagliari. Mi
cominzo a impezzare e sporasamente mea sanziata e sporasamente mea sanziata. Non sole né più tristo né contento, anticarbo che suona le pizzi mia, in che no mio naturulia, io tala sale nue genargento. Ne bombiare si pica si stento e si affannoso piede guerra. No, no este proissa custa terra e sparge sazas e sparge sazas ai suentu antigarbo el toras de antigarbo estorrante pincindia esparge sasaras ai suventu. A voltar penso si visti mamma cando mi che sois tracueti la sosola sos pensamentos lontano de a tie che abi pensare o chi ni finzas a mie abbaida in che lui severa sa più bella faghe falare un'istella alla lumare ancora sa vida mia meravigliosa mia sposa frisca che fozza de rosa canta bellezza bada intro a tie e serra sos oios finzas tue e mori un pari a mie a po su coro frittu chi como pare nie tenes a mano mia cadeo soy dendes anima canto er bella e perfetta Nemendula in fiore, profuma saera, e tu ese sovroto de sovero amore, sa luna e galana, assale no e su sole, tu e kinghes a terra de grazia divina abbaida in che lui severa sa più bella faghe falare un'istella alla lumare ancora sa vida mia meravigliosa mia sposa frisca che fozza de rosa canta
la bellezza vada intro a tie e serra sos olhos finzas tue e mori un pare a mie após o coro frittu chi como pare nie tenes a mano mia cadeo soi dendes anima canto è bella e perfetta e serra sos olhos finzas tue e mori un pare a mie após o coro frittu chi como pare nie tenes a mano mia cadeo soi dendes anima canto è bella e perfetta. Bravi, bravi. Coro Carrales, bravissimi, grazie. Invito ora il coro di Cagliari, città di Cagliari. Nonostante la recente formazione, il coro di Cagliari ha avuto modo di prendere parte a diverse manifestazioni, confrontandosi con diverse realtà corali isolane e importanti istituzioni. Ha partecipato al premio biennale Città di Ozieri nel 2023, esibendosi con l'inedito Minoredda Minore, per il quale è stato premiato con una menzione speciale dalla giuria, e il brano edito Procurare e moderare. Con la direzione del maestro Fabrizio Gungui, il coro di Cagliari presenta i brani Nanè Dumeu di Peppino Mereu e Minoredda Minore dello stesso direttore Gungui. Coro Città di Cagliari. Nanè du meu, o mundo ergai, a cicutera, te non torna mai. Nanè du meu, o mundo ergai, a cicutera, te non torna mai. Semos in tempo de tiranía, infamidades e carestías, como os pópulos cascan que cane, griden de vorte, querimos pane. Nanè du meu, o mundo é gai, a cicutera, te non torna mai. Amidor noi semus papande, pane castanza, terra culande, terra cafangu, torra su povero, senza alimento, senza ricovero. Nanè du meu, su mundo ergai, a cicutera, te non torna mai. Una bandera numero 30, de vino non mudaban tinta, apenas mortas, unas banderas, non più s'osservan imbriaqueras. Nanè du meu, su mundo ergai, a cicutera, te non torna mai. Hemos ido sin Santana, pretendes a papar y mulanas, a boca en lo laureado, buza carboidas espiantado. Nanè du meu, su mundo ergai, a cicutera, te non torna mai. Adeus nanni, te ne da conto, va che su sordo che t'ha da tonto,
e tanto leader su mundergai, a sicutera te non torna mai. Nanne du meu, su mundu e gai, a sicutera te non torna mai. Nanne du meu, su mundu e gai, a sicutera te non torna mai. Minore, tu è reina e veore, tu è de babbus esistella, de su mondo sa più bella. Minoredda, tu è reina e veore, tu è de babbus esistella, de su mondo sa più bella. Minoretta, tu è de babbus e si sposa, sa con ordu ser de mama, culumbetta zeniosa, friscarosa, dulce dama. Minoretta, tu è reina ed eore, tu è de babbus esistella, de su mundu sa più bella. Minoretta, tu è reina ed eore, sa di chi non mi sopposo, se amoreta po' profuso, tu è ammenta chi de me. Minoretta, ammenta di Josimpar, debolare in che lo sclaro, giusta, onesta e leale, e candore lucrar su male, tenello all'arco de te. Minoretta, tu è reina ed eore, tu è de babbus esistella, del suo mondo sa più bella. Minoretta, tu esa rosellina profumada, chi attrae se donzi mariposa, tu esa ballerina delicata, chi balla bella linfa deliziosa, e che vena lugente preziosa, sorridente, friscorosa e galana, chi in animo gentile e puntanziosa, a sa ballare in traghine fundanas, a ballare. Minoretta, tu è reina ed eore, tu è de babbus esistella, e su mondo sa più bella. Minoretta, tu è reina ed eore, tu è de babbus esistella, del suo mondo sa più bella. Minoretta, bimballe. Coro Città di Cagliari. Complimenti. Prego. Alessio.
Bene, nel frattempo ho qualche minuto per dedicargli doverosamente, direi mi ha raggiunto il Deus ex machina amministrativo della festa di Sant'Efisio, il dottor Alessandro Cossa. Facciamogli un applauso perché quest'anno per mancanza di amministrazione ha dovuto farsi carico di tutte le grandi responsabilità legate alla festa. A lui 2 parole per renderci partecipi di questo sforzo. Guardate, io ho un compito, quello di ringraziare tutte le decine di persone che si sono impegnate per il risultato di questa meravigliosa festa. Io ho un ruolo, quello di prendermi le colpe e quello di ringraziare chi invece ha lavorato. Ecco, grazie per essere qui, per 3 ordini di motivi. Primo, Cagliari in questo momento è non solo la capitale della Sardegna, ma è anche il cuore pulsante delle tradizioni e della cultura. Cagliari si fa carico anche di questi eventi perché la cultura della nostra regione pulsi nel cuore della nostra città. E questo è il primo motivo per cui vi ringrazio. Secondo, perché siete qui, perché amate questi valori, questa cultura e queste musiche. Terzo, perché siete qui e mentre tutta la città freme di preparativi, di transenne che si chiudono, il santo in cammino, vengo da Giorgino dove si celebrava la messa, voi siete qui assieme a tutti noi a vivere questa frenesia e questi preparativi e questo momento di gioia. Grazie per essere qui. È doveroso portare a tutti voi saluti e ringraziamenti dell'amministrazione comunale, della commissaria straordinaria e di tutta la squadra che qui ha lavorato, perché quando si lavora e poi c'è la gratificazione di qualcosa che va bene, e allora è importante. Grazie ai cori che hanno cantato qui. Leggevo che sono degli universitari che nel 97 si sono costituiti. 97, 27 anni, giovani non sono più, qualche barba è bianca. Si inizia da giovani a portare avanti le tradizioni e poi le si tramanda. Sono venuti a Cagliari da universitari per studiare, hanno tenuto vive le loro tradizioni, così come tutti gli altri cori che oggi cantano e che hanno cantato nelle giornate precedenti hanno tenuto vive queste tradizioni. Grazie al dottor Bellisai che è un nostro amico da sempre, una grande amante della nostra festa di Sant'Efisio. E quindi un applauso invece veramente meritato non a me ma a lui che sta presentando questa serata. Al nostro direttore tecnico e artistico, sicuramente il dottor Ottavio Niedu, che con una esperienza immensa lavora per dare un valore sempre più importante alla nostra festa e una purezza sempre maggiore alla nostra festa di Sant'Efisio. E ancora una volta, e questo è l'applauso più grande, a ciascuno di voi, ad uno e a tutte le persone che oggi saranno nelle strade. Buttate giù il palazzo con l'applauso. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio. Grazie dottor Costa. Tra l'altro vi siete scampati una mia presenza anche su un altro versante, quello è andato molto meglio. Bene, coro Terramea, prego. Ecco, è stato detto che appunto gli studenti universitari sono particolarmente sensibili alle tradizioni e al canto. Anche il coro Terramea si è formato nel 97 per iniziativa di diversi giovani allora studenti universitari che continuano il loro impegno in tal senso. A questa varietà di presenze studentesche si associa ovviamente la provenienza da tutte le parti della Sardegna
io ho definito identità territoriale, a cui tuttavia ha corrisposto l'eterogeneità del gruppo, che ha consentito di dar vita ad un repertorio musicale di indubbio valore culturale. Elemento questo che è andato rafforzandosi nel corso degli anni, grazie anche a partecipazioni a diverse manifestazioni tenutesi sia nella penisola che all'estero. Il direttore del coro è Tobia Tuveri e il coro ci presenta a Tiesolu, testo di Patteri, musiche di Dessena, con arrangiamento per coro di Pugioni, e la Corsicana su armonizzazione di Manet Durruiu. Coro Terra Mea di Cagliari. Ma tu es sempre celeste donu,
mentana ti e a ti e solo. Galo questo coro non ha compreso e Galo non serda un pro ha reso. Prima vagabondo come eterno nodo. Provi ligare a ti provi ligare a ti e solo. Grazie al coro Terra Mea di Cagliari. Bene, adesso ci allontaniamo dal Campidano con i cori principalmente che abbiamo sentito della città di Cagliari e ci spostiamo nell'Oristanese ed esattamente a Ruinas con il coro Gentiana. Questa è l'originale denominazione del coro, prego accomodatevi. La denominazione del coro trae spunto dall'antico paese scomparso, situato a poca distanza dall'attuale Ruinas. La chiesa bizantina di San Teodoro rappresenta nel presente l'unica prova visibile di quell'antico insediamento. Con tale denominazione il coro ha voluto sottolineare il radicamento alla propria cultura e alla comunità. La direzione è affidata in questa circostanza al Gian Silvio Pinna, che presenta Soghe Populana, testo di Flaminio Sanna, e A Sa Creatura Nostra, testo di Aldo Fad, entrambi musicati e armonizzati dallo stesso direttore del coro. Coro Gentiana di Ruinas. Seguinde con amore su destino, conforma da sua mania su divino, non ti manca sorpresa esa cortora, non ti manca sorpresa esa cortora. Bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom. Campanas proisa en vida unida del Santo Giorgis annunzio di Dana, che su patrono chita zoad in vida, che su patrono chita zoad in vida. Bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom. Con sabre da cura dell'ora, se suona perla in mesa, è sempre più sfiorente, di lusigna sadote, se suona perla in mesa sul giardino, sempre più sfiorente sul cammino, di lusigna sadote in sa figura, di lusigna sadote in sa figura. Bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom
babom. El si tramanda so que populana se exista dan ruinas construida. Pro entendes a ruinas de Gentiana, pro entendes a ruinas de Gentiana. Bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom birom bim bom bim bom bim bom birom bim bom ba bom. Un grazie anche al coro Gentiana di Ruinas. Prego, prego. Bene, sinora, se non sbaglio, abbiamo ascoltato 4 magnifici cori
maschili. Ora abbiamo un interessante organismo che ha come denominazione Voci in Musica di Serri, che invito ad entrare. Coro anch'esso con un'esperienza ultra ventennale, ha raggiunto traguardi notevoli nell'arco della propria storia, in particolare la partecipazione a 3 festival internazionali a Barcellona ed esibizioni nei numerosi circoli dei sardi all'estero. Obiettivo principale dell'associazione è la divulgazione della cultura sarda attraverso il canto. Nel 2017, in occasione del decennale della fondazione del coro, nasce il progetto Sa Storia e Sa Cultura, un connubio tra tradizioni, storia, cultura e turismo, inaugurato presso il sito archeologico di Santa Vittoria. Importantissimo sito archeologico che vi invito a visitare. Sotto la direzione del maestro Stefano Pisano ci vengono proposti i brani Abiora, che è un brano dedicato appunto al paese di Serri, e Maria Reina, un brano del duo Pugioni. Alle launedas e all'armonica bocca Claudio Serra. Coro Voci in Musica. Ave, 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 o Maria.
sa canta pa portare, anima e corpus pro cantare, fatto questa pregadoria, ave, 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 o Maria. L'antica data del giù documentuga devi ora sa gente emigrata deve stilenzia terrorizzata che in sé riparo e sostenimento deve stilenzia terrorizzata che in sé riparo e sostenimento che in sé riparo e sostenimento in custo d'acqua e singolare abbracciata de basilico caguna mori sulle un caguna mori sull'ate in tu cura donenda tutto su baci onori bim bom boro bim bom boro e la ire lara bim bom boro bim bom boro e la ire la hey bom 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 oh vita mia stimata stessa storia se testimonia de tempo lontano con su coraggio de Santa Itoria tu sei regina de Susarcidano tu sei regina de Susarcidano tu sei regina de Susarcidano di bom bimba di bom bimba di bom bim e cosa vera de Santa Lucia sa tradizione in coro dramandaus tu si separu dessa vita mia di ora terra nostra dillo daus di ora terra nostra dillo daus di ora terra nostra dillo daus bim bom bim bom bim bom bim bom bim bom de sue senza ninniada in poesia di cantus amori o vita amata di seu del pidori e canto in coro questa serenata o vita amata di seu del pidori e canto in coro questa serenata e canto in coro questa serenata che su pregai come su canta e su cantai e sale storia nostra poi pasticetta oggi da santa in tradizioni sa canzone e posta o pasticetta oggi da santa in tradizioni sa canzone e posta bim bom boro e la ire lara bim bom boro e la ire la hey bom bom oh vita mia stimata stessa storia se testimonia de tempo lontano con su coraggio de Santa Itoria tu sei regina de Susarcidano tu sei regina de Susarcidano tu sei regina de Susarcidano di bom bimba di bom bimba di bom bimba e cosa viene de Santa Lucia sa tradizione in coro dramandaus tu si separu dessa vita mia di ora terra nostra dillo daus
biora terra nostra dillo daus, biora terra nostra dillo daus, bim bom ba, bim bom bim bom, bim bom bim bom, bom bim bom. Coro Voci in Musica di Serri. Prego. Torniamo in Campidano ed esattamente a Sinai con il coro Serpedì. Al pari dell'altro coro di Sinai che avremo in conclusione, possiamo affermare che il coro Serpedì è autorevole rappresentante di uno dei comuni sardi in cui la musica popolare e il canto in particolare hanno sempre suscitato grande interesse. Particolarmente ricco il repertorio del coro, che spazia dai canti monodici eseguiti senza accompagnamento strumentale oppure all'unisono. Tra questi l'Ave Maria e Is Gocius e tanti altri, tutti in matrice religiosa, molto diffusi in tutta l'isola. Di contro i canti a carattere profano, per la stragrande maggioranza, sono accompagnati coralmente. Tra essi abbiamo i trallaleri e il la e i smutettus ovviamente. La poesia improvvisata con i scantoris, attualmente ancora praticata sotto forma di gare poetiche. Il patrimonio dei canti polivocali riguarda un contesto storico più recente, ma è altrettanto importante e autentico in quanto seguono normalmente i canoni musicali tradizionali, che si rifanno sempre alla ritmica del ballo sardo o al suono delle launeddas. Sotto la direzione del coro affidata al maestro Andrea De Sogus, ascoltiamo Babbu Nostu, testo di Monsignor Giuseppe Maria Pilo e musica di Gianfranco Manca, armonizzazione di Nicola Manca, e il Deute Salve Maria, canto popolare in campidanese. Coro Serpedì di Sinai. Babbu nostrum in gloriosum, ses il sogelo adorau, sempre sia santificau, suo nomine dodiciamo, Sul regno noi conquistau, con tanti pena e sudori, venga da nosu Signori, Bogus tu nos has creau. Sadua santa volontadi, pregugunto tu suo zelo, chi in terra come in cielo, si vola eternidade. Sumani quotidiano sostento de dogna dì, ora soli donai nosi, un piedos e larga mano. Comentolis perdonaus, is aggravium che riceus, aicidui-o bonu Deus, perdona nos peccaus. Mea rui in tentazioni, sempre preservai nosi, de malis desiai nosi, in totuis occasionis. Deus ti salvi, Maria,
Grazie al coro Serpi di Sinai. Bene, un altro coro misto, tradizionalmente ormai partecipe a questa rassegna, ed è esattamente il coro Chellarius di Selargius. Oltre che coro misto abbiamo anche una direttrice, maestra. Il coro è parte di un organismo associativo più ampio formato anche da una sezione di ballo. Ciò consente di perseguire vari obiettivi, quali la ricerca e promozione sociale e culturale della musica popolare tradizionale della Sardegna e in particolare del Campidano di Cagliari. In tal senso è da citare la partecipazione attiva alla manifestazione dell'antico sposalizio selargino con la tradizionale cantata ai spicciocas per il pubblico che ha difficoltà a interpretare il sardo, diciamo che è appunto la cantata, il canto per le ragazze. Serenata alle ragazze eseguita appunto per le vie del centro storico di Selargius. Sotto la direzione della maestra Valeria Busu ascoltiamo Rosario di Ghilarza e Anni Nora. Salve Maria, plena de gratia, su Señor es contigo. Benedicta es tu intra totus las feminas, e benedictus es su fructus las entrañas tua, Jesús. Santa María, Mamma de Deus, pregaemonos a terus pecadores, como es hora esa morte nostre. Amen, Jesús. Laudato sempre sia su nomen de Jesus et de Maria. Laudemus pius et pius su nomen de Maria et de Jesus. Deus ti salve Maria, plena de gratia, su Señor es contigo. Benedicta es tu intra totus las feminas, e benedictus es su fructus las entrañas tua, Jesús. Santa María, Mamma de Deus, pregaemonos a terus pecadores, como es hora esa morte nostre. Amen, Jesús. Laudato sempre sia su nomen de Jesus et de Maria. Laudemus pius et pius su nomen de Maria et de Jesus. Rositeda, Rositunda, Rositeda. Anni nora cucumeu, ramadi ottilera pizzu pizzu, vengono do pizzu gravo mannu, sotto so scavotto dessa tenda, folla mananietta sassaresa, a Rositeda, Rositeda, donno, si divisi su mondo cosa di, a sotto i miri d'ora, eia, eia, eia. Anni nora cucumeu, ramadi ottilera pizzu pizzu, vengono do pizzu gravo mannu, sotto so scavotto dessa tenda, folla mananietta sassaresa, a Rositeda, Rositeda, donno, si divisi su mondo cosa di, a sotto i miri d'ora, eia, eia, eia. Come la canto Deo, come la canto Deo,
come la canto Deo a tutto meu, una canzone a sacurenta mia, poi canto la stimulischi Deo, s'affetto meu e sola issa mia, issa pare come una vittoria, i canta da sa gente del suo mondo, si lai del valente in tutto mondo, sa sapperas che ora le saia. Bom bim bom bim bom, bom bim bom bim bom, bom bim bom bim bom, bom bim bom bim bom. Anninora cuccumeo, ramadio di vera vizzu vizzu, tengo una provinzio gravo manno, sotto so scapotto de sagenta, folla bananietta sossaresa, a rosite carose tu donno, chi bevi si su mondo cosa di, a sottili ti dona, eia, 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 eia. Coro Cherrales di Salargius. Bene, voglio fare una eccezione alla mia rigorosa scaletta, visto che siamo un po' in anticipo. Direi che nel frattempo possiamo anche far posizionare il coro Sarrodia di Sinnai, ultimo ma non meno importante, oserei dire. Prima però di sentire il coro Sarrodia di Sinnai, vorrei inventarmi una sorta di gemellaggio. Gemellaggio in questo senso, in quanto noi abbiamo assistito sinora ad una rassegna di canti della tradizione sarda, ma se ci pensiamo abbiamo un canto su un altro versante che simboleggia la Sardegna in tutto e per tutto. Questo canto è a voi notissimo ed è l'inno della Brigata Sassari. Io avrei voluto fare come Fiorello che manda in tempo reale la cosa, ma ci provo anche. Io voglio nel frattempo invitare qui a fianco a me colui che è stato per un trentennio il direttore della Brigata Sassari. Quindi invito al mio fianco Andrea Zeni, il direttore famosissimo che è passato. Ecco qui Andrea, ciao. Ti ringrazio per aver voluto aderire. Aspetta, mi alzo perché non posso essere troppo basso. Allora, perché ho parlato di gemellaggio? Perché Andrea è passato, dopo il suo pensionamento, ad un impegno altrettanto bello, nobile, penso da te graditissimo, di essere al fianco di questi magnifici coristi che conosco benissimo, compreso il direttore Maurizio Boassa, che in questi giorni abbiamo avuto scambi di idee numerosissimi. Quindi volevo chiederti perché questo inserimento in un ambito differente ma sempre musica è. Innanzitutto buonasera, grazie di questa sorpresa, non me l'aspettavo, cioè finché non me l'hai preannunciata. Niente, io in effetti canto quasi da un trentennio con questo coro in varie formazioni. Un po' più magro forse. Anche più robusto sono stato, vado e vengo. Ma intanto devo dire che quello che poi è successo nella mia attività professionale è stato anche condizionato da una presa di coscienza che man mano che io ho avuto la fortuna di avere al fianco il coro, Maurizio e tutti, ha fatto sì che avessi anche la voglia di trasferire un po' più di Sardegna anche in quella che era la banda che dirigevo, la banda della Brigata Sassari, col canto che è venuto dagli anni 90 in poi, e poi inserendo anche le Laonedas in cerimonie di primissimo livello a livello nazionale. Allora praticamente siamo stati in Val d'Aosta sia il coro che la banda, abbiamo fatto un concerto bellissimo che ha una marea di visualizzazioni su YouTube, dove la banda suona Dimonios e il coro lo canta.
Grazie. Grazie. Grazie mille. Vai pure in postazione e io così presento il coro. Voglio soltanto dire una riflessione personale. Da bambino mio padre suonava nella banda Città di Cagliari e si faceva un bellissimo concerto in Piazza Iene. Non so chi si ricorda che la banda attendeva il santo in Piazza Iene facendo il concerto. Ecco, oggi il pensiero lo voglio rivolgere a lui. Grazie. Grazie. Grazie Andrea Azzeni. Bene. Allora anche il coro San Rodia di Sinai ha un'esperienza ultraventennale e si impegna con grande determinazione nella divulgazione e promozione del canto popolare della Sardegna. Del suo repertorio fanno parte i grandi canti classici dei cori nuoresi, ma anche tanti brani della tradizione campidanese. Non mancano le innovazioni nate nell'ambito dello stesso coro, con diverse poesie scritte da Ignazio Cappai, componente fondatore del coro, e musicate e armonizzate da Maurizio Boassa. Oltre a diversi brani dal tema religioso utilizzati durante l'animazione delle numerose messe che il coro è solito cantare. San Rodia concentra gran parte delle proprie energie nei gemellaggi con altri cori, siano essi provenienti dalla Sardegna che da altre parti della penisola. Attraverso questa attività ha potuto portare la propria voce in varie località del nord Italia. Particolarmente importante la rassegna Is Duas Columbas. Quindi diretto da Maurizio Boassa, ascoltiamo Savesta, testo di Ignazio Cappai, musica di Maurizio Boassa, e Babu Nostu, testo e musica di Maurizio Boassa. Dirige Maurizio Boassa. Coro San Rodia di Sinai. Chi non distrugge manco
Coro Sarrodia. Allora, vogliamo stupirvi in un modo che adesso vedrete. Allora, il coro Sarrodia può restare anche in posizione, Maurizio. Cioè andate su, partiamo, facciamo i posizionamenti a ritroso. Sì. Allora, abbiamo pensato che i Gocius di Sant'Efisio, tradizionalmente eseguiti da uno o più cori, quest'anno ve li proponiamo con una collegialità nutritissima, ossia tutti i cori eseguono i Gocius di Sant'Efisio con delle parti soliste per ogni sezione. Quindi adesso il coro Sarrodia si posiziona lì, i penultimi andranno sull'altra scalinata e così via. È un'operazione che non abbiamo provato, quindi dovete avere un attimo di pazienza. E tra l'altro con i Gocius di Sant'Efisio concludiamo anche questo concerto in questo contesto. L'onere di dirigere l'abbiamo affidato al maestro Giuseppe Altea. Facciamogli un applauso giusto per il coraggio.
difensori, sigues a intercessori e firmartiris a grau, protettori poderoso de sardignas speciali. Di Cagliari appassionato, siate sempre difensore e anche intercessore, Efisio martire consacrato. Grazie, benissimo. Grazie. Prima di concludere vorrei ringraziare con un applauso i tecnici audio Mario, Francesco e Marco, il tecnico alle riprese video Alessio. La registrazione di questa serata andrà in onda tra qualche settimana sul canale 79 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti, anche a voi, grazie, siete stati magnifici. Buona serata.